Sabato a Schiavonia, nella Bassa Padovana, sono scesi in piazza centinaia di cittadini a difesa del loro ospedale, della sanità pubblica. C'erano sindaci, amministratori locali, lavoratori e lavoratrici della sanità, sindacati, associazioni, comitati, esponenti di tante forze politiche. La questione è quella del Covid Hospital e quindi della riduzione delle attività ordinarie dell'ospedale di Schiavonia, che prosegue da mesi, contestata fin dall'inizio, un territorio di 180.000 persone che rimangono senza un punto di riferimento sanitario. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 21 febbraio 2022. La prima notizia di oggi riguarda appunto la manifestazione per la sanità pubblica di qualità e per tutte e tutti, a partire dalla difesa dell'ospedale di Schiavonia, che non dovrà essere più Covid Hospital, una manifestazione che si è tenuta sabato e che ancora oggi però sui quotidiani del giorno ha degli strascichi. Parlo di un articolo a firma di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi che riprende in particolare la replica del direttore generale della sanità veneta Luciano Flor, che ha definito non serio il comportamento dei sindaci, ma non solo, ha usato parole ancora più forti. Flor che ha definito una vergogna le proteste di Schiavonia. Perché si manifesta lì e non altrove? Dice in Veneto ci sono ben 13 ospedali che hanno più pazienti ricoverati che a Schiavonia, ma solo lì ci sono proteste, e dice appunto è una vergogna. Ma facciamo un passo indietro. La manifestazione è stata organizzata dai 44 sindaci del territorio di riferimento di quello che è ormai da anni l'unico ospedale della Bassa Padovana, quindi Schiavonia, che è posto a presidio di oltre 185.000 abitanti. Durante il sit-in il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, è stato contestato. 3 sindaci leghisti hanno abbandonato la manifestazione. Oggi le dichiarazioni del direttore generale della sanità veneta, che addirittura mette in dubbio la buona fede degli amministratori, sottolineando che tutti gli accordi presi dalla regione sono stati rispettati, i medici ne hanno dato atto e appunto domanda se gli amministratori in piazza sabato sono in buona fede, e dice stanno strumentalizzando il Covid dicendo mai più Covid Hospital, tranquilli, noi non stiamo invocando che ritorni il Covid e tantomeno ci divertiamo a fare tutto quello che stiamo facendo per contenere l'epidemia e curare i malati. Inoltre sostiene Flor che nella Bassa Padovana non è stato fatto nulla di diverso di altri territori e quindi non ci sono discriminazioni, le direttive sono uguali per tutti. Sta di fatto che la manifestazione c'è stata, molto partecipata, le richieste ovviamente non si limitano al ripristino della attività normale dei reparti dell'ospedale di Schiavonia, ma anche riguardano ad esempio il tema del personale, quindi maggiori assunzioni per potenziare la sanità pubblica. E c'è veramente lo scatto di orgoglio di un territorio, quello della Bassa Padovana, che chiede dignità, rispetto e soprattutto la tutela della salute pubblica. La seconda notizia di oggi invece è sulle pagine del Mattino di Padova, riguarda un'altra emergenza connessa in qualche modo alla emergenza Covid. Si tratta dell'emergenza abitativa. 800 famiglie a rischio sfratto nella città del Santo e in provincia di Padova. È l'effetto della crisi da pandemia, scrive il Mattino. L'allarme del sindacato degli inquilini della CISL, che sottolinea sono in sofferenza soprattutto i redditi medi. In molti hanno dovuto scegliere se pagare l'affitto o le bollette. Sono appunto 800 le famiglie che potrebbero perdere la casa perché hanno accumulato mesi di morosità che non riescono più a recuperare. Non si tratta in questo caso dei più fragili
ma dei ceti medi con 1.500 euro di reddito, con affitti medi da 600 euro al mese. E infatti 800 di queste queste 800 morosità gravi, solo 70 riguardano i residenti nelle case ATER, cioè nell'edilizia residenziale pubblica. L'articolo di Elvira Scigliano sul Mattino di Padova di oggi. Un retroscena invece sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, firmato da Matteo Marian, molto interessante, riguarda la TAV e il tracciato che attraversa il Veneto, la tratta che da Vicenza porterà l'alta velocità fino a Padova dovrebbe essere attivata nel 2030, ma attenzione, ad oggi non c'è condivisione sulle soluzioni per definire il tracciato. E allora Marianne, in questo breve articolo, elenca ed enuclea i 3 principali nodi relativi al rebus Vicenza, così lo chiama. Ci sono case da abbattere e c'è un doppio cavalcaferrovia o comunque un doppio scavalcamento da realizzare in zona del comune di Torri di Quartesolo, per il fiume Tesina e per la Valdastico. Insomma, la prima incognita riguarda lo spazio necessario per aprire il cantiere a Vicenza, nella zona del Tribunale. Infatti gli edifici che corrono ai lati della ferrovia sono veramente a ridosso, e quindi bisogna capire dove ricavare lo spazio per il cantiere. La soluzione passa per l'abbattimento. Per stabilire quanti e quali edifici buttare giù c'è in corso una preanalisi da parte del General Contractor, che poi è il consorzio IRICAV 2. Ma poi c'è il secondo nodo che riguarda il cavalcaferrovia vicino a Torri di Quartesolo. Qui praticamente la nuova linea ad alta velocità dovrebbe passare da sud della linea storica per poi andare a nord, e quindi un cavalcaferrovia molto lungo con la nuova linea che passa sopra alla vecchia, quella attualmente esistente, dove inizia, a che altezza sarà collocato questo cavalcaferrovia non è ancora certo, e il percorso anche burocratico potrebbe essere molto lungo. E poi c'è l'altro scavalco, appunto, che è quello del fiume Tesina, sempre a Torri di Quartesolo. Qui però c'è anche l'autostrada Valdastico. Il progetto allo stato attuale prevede che la linea ferroviaria passi sopra la Valdastico, però il sindaco di Torri di Quartesolo è assolutamente contrario, perché si tratterebbe di un ponte alto almeno 40 metri per superare la A31, che già di per sé è 7 metri sotto il piano campagna. Al tempo stesso però è difficile pensare che la nuova linea ferroviaria possa passare sotto, perché in questo modo si andrebbero a ingombrare le aree golenali del Tesina. Quindi insomma un nodo veramente complesso da risolvere, e quindi il dubbio è che la TAV tra Vicenza e Padova non sarà forse attivata nel 2030, che è attualmente l'obiettivo. C'è un'ulteriore incognita, che è quella delle elezioni a Vicenza l'anno prossimo, nel 2023. Si andrà al voto nel capoluogo berico e lo sottolinea Marianne, è facile pensare che da qui fino al momento del voto la politica probabilmente non correrà ad affrontare di petto questi temi che inevitabilmente generano dissenso. Le questioni legate alla localizzazione di infrastrutture decisamente impattanti, e in particolare a Vicenza, dove la stazione si sdoppierà. Ricordo che la TAV porta con sé una nuova stazione a Vicenza, quella in Fiera, che verrà realizzata e porterà il capoluogo berico, una città di 110.000 abitanti, a avere 2 stazioni, come scrive Marianne, Roma Termini e Roma Tiburtina. Tornando invece sulle pagine del Mattino, una notizia flash, direi, riguarda i certificati medico-sportivi. Sappiamo che in caso di malattia il documento viene sospeso a tutti. Per riaverlo l'atleta deve essere visitato nuovamente e il titolo di idoneità deve essere confermato previa nuova visita, e quindi annessi controlli sanitari. Il Covid complica le cose,
Ovviamente si sono moltiplicati le visite, le richieste di questo tipo di servizio, quindi si sono allungati i tempi delle visite e ci vogliono fino a 2 mesi di attesa per rinnovare il certificato sportivo. Altra notizia flash: a Venezia il carnevale torna a portare numeri record di turisti. Ieri 75.000 presenze nel centro storico veneziano, che, lo ricordo, oggi conta circa 50.000 residenti, quindi più turisti che residenti, circa il 50% in più nella giornata di ieri. 34.000 erano i turisti stranieri, con una composizione molto simile a quella che avevamo visto la settimana scorsa, naturalmente disagi per i trasporti, ed è il Carnevale veneziano 2022. Ultima notizia di oggi, una curiosità: abbiamo visto tutti la foto che è diventata virale dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo analogo francese Emmanuel Macron, seduti ai 2 estremi di un tavolo molto lungo. Ebbene, in quella foto c'è, assieme ai 2 leader mondiali, anche un pezzo di Padova, più precisamente di Villa del Conte, perché è una ditta, un'azienda proprio di Villa del Conte nell'Alto Padovano ad aver posato 6.000 metri quadri di parquet e quegli intarsi nel legno, appunto, che si vedono nella foto circolata sui social. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.